Oggi la tredicenne, per la quale la scuola aveva chiamato i carabinieri perché nessuno era andato a prenderla al termine delle lezioni, è andata a casa con la mamma. Ma la situazione si ripresenterà lunedì. Il papà non torna indietro sui suoi passi. Non sempre dice possiamo andare a prenderla ed abitiamo ad 80 metri. Ma per ora rimane in vigore la direttiva della dirigente scolastica che obbliga i genitori a riprendere i figli dopo le lezioni. Una vicenda che sta creando davvero parecchie polemiche. Siamo rimasti tutti basiti quando si sono verificati questi eventi che hanno portato al diniego dell'uscita autonoma dei ragazzi. Speravamo di riuscire a aprire una breccia di confronto e dialogo e questo purtroppo non è accaduto. Intanto la questione è arrivata anche sul tavolo del sindaco di Castelfranco Stefano Marcone. Il problema non è solo la direttiva firmata dalla dirigente scolastica, ma la sicurezza vera e propria degli alunni quando arrivano e quando escono da scuola. Ora che i ragazzi non possono più tornare a casa da soli, le macchine delle famiglie sono raddoppiate e l'entrata della scuola è di fronte ad una strada pericolosa e trafficata. Adesso che ci sono veramente tantissime macchine, diventi una specie di carambola per i ragazzini che escono. Alcuni escono, poi devono rientrare per prendere la bici dall'altra parte, quindi escono e rientrano e riescono. Quindi noi vogliamo assolutamente che sia creata una situazione di sicurezza minima per i ragazzi che frequentano la scuola media Sarto e per questo ci batteremo. Intanto il caso verrà discusso nel prossimo Consiglio Comunale.